Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa prima puntata del 2023 negli studi della CNA. La scorsa settimana avevamo chiuso il ciclo del 2022 negli uffici di Confidi, il consorzio di garanzia fidi di Confindustria, e con Francesco Porcu faremo un bilancio di quello che è stato il 2022, ma soprattutto cercheremo di scoprire se questo 2023 sarà così difficile così come si dice. Ma il 2022 è stato un anno che ha vissuto soprattutto per i primi 6 mesi di un effetto di trascinamento molto forte, di un 2021 giocato con una crescita straordinaria di tutti gli indicatori. È vero che c'è stato anche un effetto rimbalzo rispetto all'anno precedente, segnato in maniera molto pesante dalla pandemia. E il 2022 si chiude in Sardegna, le stime che noi facciamo, intorno al 2,5%, che è una buona crescita anche considerata nei tempi, diciamo, ordinari. Molto hanno giocato gli interventi di sostegno della mano pubblica, sia a livello nazionale che regionale, e anche una capacità di resistenza molto forte del sistema delle piccole imprese isolane. Il 2023 si annuncia come un anno difficile, in una condizione che, se guardiamo alla prospettiva, sappiamo che sarà un anno lambito quasi da una recessione, comunque da un effetto di stagnazione. Molto poi siamo in una fase in cui è davvero difficile fare delle stime previsionali, dipenderà da cosa succede anche a livello geopolitico, la guerra in Ucraina, la capacità delle banche centrali di poter riportare sotto controllo il fenomeno inflattivo che ha un'influenza davvero significativa e molto forte poi sull'andamento dei processi economici. Voi avete chiuso l'anno 2022 con una lettera al Presidente della Regione e all'assessore al bilancio e alla programmazione Fasolino. Una lettera nella quale chiedete un intervento importante in 3 anni per abbattere i costi dell'energia che stanno mettendo in difficoltà, avete fatto anche il calcolo dettagliato, 700 aziende in Sardegna. Sì, il report a cui fa riferimento la nostra indagine ha riguardato un campione davvero molto rappresentativo, praticamente la totalità delle imprese che in Sardegna svolgono un'attività ad alto consumo di energia, e quindi sono circa 700 con un numero di addetti intorno alle 5.000 unità, e queste sono le imprese che ovviamente più a rischio, anche a rischio chiusura, e con una condizione in cui l'attività ovviamente viene ridotta, e questo produce anche delle contrazioni da un punto di vista occupazionale. Quando parliamo di aziende energivore, parliamo anche di aziende che operano nel settore dell'edilizia? Una gran parte, direi una parte significativa, un quinto, circa il 20% di queste, operano nel settore delle costruzioni, che, come dire, contribuisce
in maniera significativa un apporto dentro questa tipologia, diciamo, di attività. Noi ci siamo occupati ovviamente del tema energia, ci sono interventi, la manovra finanziaria nazionale destina a imprese e famiglie circa 21 miliardi di euro, ma noi pensiamo che la politica più virtuosa e quella più efficace sia quella di sostenere la promozione e quindi la produzione e l'autoconsumo di energia. Per questo lanciamo questa proposta, abbiamo censito in Sardegna le superfici utili dei capannoni industriali e artigianali, e quindi questa proposta dove noi diciamo evitiamo di usare il suolo come è stato fatto in altri periodi, evitiamo anche che ci siano dei fenomeni speculativi e che le forme di sostegno possano essere, come dire, diluite e si possano ovviamente avvantaggiare più soggetti. Questo intervento nel dettaglio è stato valutato in 72 milioni di euro da suddividere in 3 annate. Sì, questo sarebbe il costo della mano pubblica, perché noi abbiamo censito i capannoni, valutato le superfici disponibili, la potenza installata, anche il dimensionamento di un impianto medio di circa 48 kWh. E quindi la nostra proposta, noi diciamo alla Regione, istituiamo un credito d'imposta del 50%, sosteniamo gli investimenti delle aziende che posizionano un impianto fotovoltaico sui tetti, e questo quindi consentirebbe ad ogni singola azienda aderente al progetto di poter abbattere i propri consumi del 22%. Daremo un contributo significativo alla produzione di fotovoltaico in Sardegna, che noi stimiamo nell'ordine del 7,5%, e i consumi anche a livello di manifatturiero ovviamente del 4,5%. Quindi sarebbe una misura virtuosa in grado di produrre effetti nel medio-lungo periodo, e per questo noi chiediamo che la Regione istituisca questo credito d'imposta postando 25 milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni, e sono i 72 milioni a cui lei faceva riferimento. Un discorso di questo tipo potrebbe far parte della progettualità legata al PNRR? Ma nel PNRR ci sono ovviamente delle dotazioni che operano all'interno del grande tema dell'efficientamento energetico, e quindi la Regione ha anche la possibilità ovviamente di modulare queste risorse insieme a quelle dei fondi strutturali. E non solo, e poi c'è la capacità ovviamente anche della Regione Sardegna con i propri fondi di poter eventualmente sostenere una misura come questa, che avrebbe il pregio di consentire alle imprese di produrre nel medio-lungo periodo un'energia autoprodotta. E questo ovviamente ha un effetto molto forte, perché aiuterebbe anche il sistema pian piano a quell'opera di dismissione delle fonti inquinanti e fossili di cui... potrebbe interessare, sulla base del vostro calcolo, circa 1500 imprese in Sardegna. Il piano riguarderebbe il 20% delle 7000 imprese che hanno disponibilità di queste superfici sui tetti dei capannoni, e quindi sarebbero 1500. Poi, se ovviamente la Regione dovesse raddoppiare le risorse, i tempi per, come dire, coprire una platea più ampia di imprese sarebbero più veloci e brevi. Però questo ci metterebbe in una traiettoria, diciamo, progressiva, che consentirebbe al sistema isolano di riuscire a costruirsi una condizione di indipendenza e di autonomia energetica. In un discorso di questo tipo potrebbero essere anche inserite le comunità energetiche? Assolutamente sì, è una delle cose di cui ci siamo occupati. La Regione ha già stanziato circa 7-8 milioni di euro, e quindi sappiamo negli incontri che abbiamo, nelle interlocuzioni avute con l'assessore Fasolino, che il governo regionale è intenzionato a supportare questa tendenza, consolidandola con delle dotazioni che nei prossimi anni possano aiutare il conseguimento di questi obiettivi. Parliamo di edilizia. C'è un passaggio importante: dall'inizio di questo 2023 il super bonus perde un 20%, si riduce al 90%, allo stesso tempo potranno
utilizzarlo le unità familiari, quindi la villa singola, solamente se il reddito del proprietario non supererà nell'ISEE i 15.000 euro. E questo dovrebbe ridurre la domanda in maniera sostanziale. Sì, c'è una riconfigurazione dello strumento che inevitabilmente, con una riduzione ovviamente dell'intensità d'aiuto dal 110 al 90 e con una serie, diciamo, di limitazioni. Noi sapevamo che, come dire, mantenere una percentuale così alta di agevolazione è quasi incompatibile e quindi non è sostenibile da un punto di vista finanziario per i conti dello Stato. Però l'importante è dimensionare un intervento nei prossimi anni, come sosteniamo da tempo, anche con livelli di intensità di aiuto, ma semplificando lo strumento e soprattutto evitando di avere i problemi che ancora oggi registriamo e che riguardano la cessione dei crediti. La grande priorità e la criticità è rappresentata dal fatto che ancora troppe aziende, sono 50.000 in Italia, e noi abbiamo stimato anche in Sardegna un volume di crediti che non riusciamo ancora a sbloccare, che vanno dai circa 300-350 milioni di euro. E quindi che mettono in grossissima difficoltà le imprese che hanno anticipato per conto dello Stato queste somme. Ma nella prospettiva dei prossimi anni servirebbe una misura che consenta quindi a imprese, a regime, a imprese e famiglie di poter programmare gli interventi, perché un aiuto anche del 60-70% è significativo e noi abbiamo visto che questi strumenti funzionano bene anche con intensità di aiuto più bassa, come abbiamo avuto in tutti gli anni precedenti. La cosa che chiediamo alla Regione, abbiamo già chiesto, è che, venendo a mancare questa spinta davvero molto forte che ha agito nel corso soprattutto del 2021 ma anche del 2022, è stato il vero motore dell'edilizia, si affianchi e finalmente la Regione presenti questa legge di riordino, quella che noi impropriamente chiamiamo piano casa, che dovrebbe, come dire, servire a creare quella gamba che ci viene a mancare magari del super bonus in termini di volumi di lavori, con una buona legge che rimette in campo tutte le attività e fornisce un supporto ovviamente a imprese e famiglie per l'attività di riqualificazione e quindi di riuso del costruito. Comunque rimarrà nella storia che il 2022 che se n'è andato è stato l'anno migliore per quel che riguarda il settore dell'edilizia, anche come numero di ore lavorate, dal 2008. C'è stato un recupero significativo, siamo ai livelli più alti rispetto al 2008 in un trend che è andato via via crescendo e che si è consolidato in maniera significativa anche nell'anno in corso. Rispetto all'anno precedente abbiamo avuto un rimbalzo significativo, quest'anno abbiamo una crescita rispetto all'anno scorso nell'ordine del 20% e quindi noi ci auguriamo che questo trend, anche se non con livelli di intensità di aiuto così alti, permanga anche nel corso del 2023, perché significherebbe dare all'economia e quindi un contributo significativo da un punto di vista occupazionale, e di questo ne abbiamo assolutamente bisogno. Due particolari che riguardano sempre il super bonus. Quando è stato 110%? C'è stata una forte emersione dal nero perché tutto doveva essere documentato e certificato, però c'è stato anche un aumento straordinario del costo delle materie prime. Beh, il fenomeno del caro prezzi è un fenomeno che ha una serie di ragioni di fondo, è andato consolidandosi ed è indubbio che anche la misura del super bonus abbia contribuito ad alimentare il caro prezzi, perché c'è stata una corsa nel momento in cui lo strumento è andato a regime. E adesso noi ci auguriamo che a seguito anche degli interventi del governo e delle banche centrali, in maniera equilibrata, senza creare fenomeni recessivi molto forti, si riesca a contenere l'inflazione da un lato e a riportare anche le materie prime su volumi che siano ovviamente paragonabili a quelli di anni ordinari. Questo è un grande tema, abbiamo anche espresso delle preoccupazioni perché
tutte le opere che comunque col persistere del caro materie prime, materiali, tutte le opere che dovranno essere realizzate nel corso di questo 2023 sono state, come dire, progettate con un quadro economico che risaliva a periodi precedenti e con preziari che non sono quelli attuali. Quindi c'è un problema di integrazione delle risorse quest'anno, diversamente le opere e i cantieri rischiano ovviamente i cantieri di non aprirsi e le opere di non essere realizzate. Ultima nota e poi daremo la linea alla regia, che riguarda la sburocratizzazione che sta portando avanti il ministro Salvini. Cosa ne pensa? Ma intanto era il provvedimento molto atteso di riordino del sistema degli appalti, il codice degli appalti è la legge di quadro che ovviamente sovraintende un po' a tutta l'attività. Ci sono delle novità significative e importanti, ci sta muovendo nella direzione di provare a semplificare, quindi vengono tutte le linee guida che a suo tempo erano state, come dire, predisposte, c'è un intervento molto forte su questo versante e anche alcuni punti, diciamo, di criticità ma che noi ci auguriamo che nel corso del dibattito parlamentare, del confronto con le nostre organizzazioni nazionali vengano eliminati per poter avere una legge quadro efficace e in grado di sostenere questo sforzo eccezionale di realizzazione delle opere e delle infrastrutture che per i prossimi 4-5 anni impegneranno il nostro Paese e anche la nostra regione. Noi in Sardegna abbiamo circa dal quadro comunitario di sostegno al PNR e alla parte, diciamo, di riconversione delle risorse che lo Stato ha messo a disposizione, abbiamo una massa gigantesca di risorse che dobbiamo scaricare a terra in tempi molto stretti e il codice degli appalti serve proprio ad aiutare che si possa conseguire questo obiettivo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera, benvenuti a questa prima puntata di Panorama Sardo del 2023. Doveroso da parte della redazione di Panorama Sardo un incontro importante con il console onorario di Ucraina, Anthony Grande. Benvenuto a Telesardegna e a Panorama Sardo, grazie per la possibilità di questa intervista. Console, è stato un anno tragico, sappiamo tutti perché, ma voi siete stati qui da Cagliari in prima linea per l'accoglienza. Sì, confermo, siamo stati i primi a organizzare una missione di carattere umanitaria. Abbiamo accolto la richiesta di aiuto pervenuta direttamente dal Ministero delle Politiche Sociali, che chiedevano appunto una mano nel poter ospitare e accogliere nello Stato italiano, in particolar modo 200 bambini provenienti da case famiglia orfanotrofi. L'organizzazione è stata coadiuvata da tutta una serie di sinergie che siete riusciti a creare. Indubbiamente bisogna menzionare anche l'onorevole Ugo Cappellacci, che anche a livello social ha fatto un tam tam davvero intenso. Le unità ucraine che fanno parte già del tessuto sardo sono 6.000 residenti qui nella nostra regione, se ne sono aggiunte circa 4.000, me lo conferma? Sì, esattamente. Si sono aggiunte più di 1.700 persone solamente nella città metropolitana di Cagliari, 1.700 persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale e domanda di questo permesso di soggiorno straordinario, speciale, che è stato concesso ai profughi ucraini. In più si calcola più o meno altri 2.000 nelle altre zone della regione Sardegna, quindi per arrivare a un totale quasi di 4.000 persone. I residenti che sono già qui da anni in Sardegna sono già nel tessuto economico-sociale italiano, sardo quindi. I nuovi arrivati come sono stati accolti, visto la tragicità del loro arrivo? Beh, innanzitutto è opportuno fare un grande ringraziamento al popolo italiano, ma in particolar modo al popolo sardo, perché oserei dire che quasi tutti hanno aperto le loro case. A me stesso arrivavano tantissimi messaggi con richiesta e con disponibilità ad ospitare le persone, e quindi c'è stato un grandissimo gesto di solidarietà. E ringrazio tutti. Voglio ricordare anche che a livello nazionale l'ospitalità è stata gestita quasi al 90% in forma privata e al 10% dal governo, attraverso le prefetture, attraverso i centri di accoglienza. Quindi è stata gestita l'accoglienza dagli enti locali, in modo particolare dalla protezione civile e dalle prefetture, che sono gli enti preposti, con particolare attenzione al problema dei minori. Questo è un problema, questo sollevato un po' a carattere nazionale in tutta Italia. Voglio ricordare che queste persone sono giunte in Italia, lo scopo è quello di proteggerle, di accoglierle in maniera temporanea, affinché la guerra possa finire, speriamo presto, e tornare alla loro terra di origine. Una domanda che va ovviamente oltre alla sua professionalità, ma anche l'aspetto umano. Lei, insieme a tutti quelli che hanno partecipato a questo, possiamo dire, salvataggio, mi ha dato l'impressione che non ci abbiate pensato neanche un secondo. Vi siete catapultati subito dalla Sardegna, siete subito arrivati alle zone di confine e da lì avete incominciato a fare questo lavoro di recupero, possiamo dire così. Guardi, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra io ero in contatto costante con l'ambasciata a Roma e ero in contatto costante anche con il governo, anche perché l'ex ambasciatore ucraino in Italia, che era presente qui anche il giorno dell'inaugurazione assieme al ministro degli esteri ucraino, era l'attuale
vice ministro delle politiche sociali, quindi avevamo anche un contatto diretto e mi conosceva anche molto bene. Mi sembra pochi giorni dopo, 2 giorni dopo dello scoppio della guerra, io e l'onorevole Cappellacci ci siamo trovati per un caffè e ci siamo chiesti cosa possiamo fare in maniera concreta per essere utili. Allora ho chiamato il vice ministro e mi ha detto: guarda, c'è questa situazione, abbiamo moltissime donne e bambine, e con i bambini, perché ricordo che solamente le donne e i bambini potevano e possono ancora uscire dal paese. Quindi abbiamo una situazione d'emergenza che riguarda i bambini negli orfanotrofi, perché questi bambini non possono, e non ci sono dei genitori legali che possono decidere in maniera propria, autonoma, di andare all'estero, devono avere l'autorizzazione da parte del governo. Però noi non possiamo concedere se non sappiamo a come mandarlo, perché in quei momenti lì non c'era nessun tipo di accordo di mandarlo a qualche organizzazione che potesse accogliere i bambini. Quindi in 448 io ho offerto come casa, mi sento un po' la casa degli ucraini in Italia, all'estero, e ho detto: ma scusi, ma perché non posso formalizzare io un invito formale di accoglierli nello Stato italiano? E quindi, sentito gli enti preposti, abbiamo attuato questa strada e neanche una settimana dopo eravamo già sui primi 2 autobus che sono partiti da Cagliari, ed è stata, come ha ricordato lei, la prima missione organizzata in Italia per andare in Ucraina. Non dovevamo entrare nel territorio ucraino, dovevamo aspettarli nel confine con la Polonia, il confine polacco, ma invece per una questione di questioni un po' burocratiche non c'era la possibilità da parte di questi bambini di uscire. Mi ricordo che era anche notte, okay, perché questi scambi, durante la notte c'era il coprifuoco, quindi non c'erano i bombardamenti, e quindi l'organizzazione del salvataggio è stata organizzata in ore notturne, ma abbiamo dovuto entrare in Ucraina per pochi chilometri, nella zona di Leopoli, per poter recuperare questi bambini accompagnati dalle mamme. Ed è stato veramente straziante, toccante vedere questi uomini che consegnavano la cosa più preziosa che ha un uomo, che è la sua famiglia, i propri bimbi e la propria moglie, a qualcuno che non conoscevano, solo pieni di tanta speranza, e quindi ci hanno consegnati a noi. Quindi pensate un po' con quale anche stato d'animo ci siamo trovati in quella situazione molto dolorosa, angosciante, e vedere poi questi uomini rientrare orgogliosamente nella propria città per combattere. Si figuri che io ho chiesto a alcuni uomini: ma già che ci siamo, volete uscire anche voi, visto che era comunque padre di famiglia, con addirittura uno aveva 5 bambini. Questo è un bel aspetto. Una persona con 5 bambini poteva anche uscire dal paese, perché famiglie numerose con più di 3 bambini, gli uomini potevano uscire. Mi è stato risposto di no. Mi è stato risposto: no, voglio rientrare per difendere la mia casa e la mia terra. Quindi vedere questi uomini che rientravano in maniera volontaria per difendere la propria terra è qualcosa proprio di... L'ultima missione organizzata, siamo tornati in Ucraina a maggio insieme all'onorevole Cappellacci, un altro onorevole, Matteo Perego, che è l'attuale anche sottosegretario, mi sembra, del Ministero della Difesa, e siamo andati a Kiev. Abbiamo incontrato l'ambasciatore italiano, perché era la prima delegazione italiana che si recava in maniera ufficiale a Kiev. Abbiamo incontrato il sindaco di Kiev, che ci ha raccontato in maniera scrupolosa e ghiacciante gli attimi, il primo giorno della guerra, quando i russi sono arrivati a 20 km dal centro di Kiev, sono stati bloccati non tanto da uno scontro militare, ma dal popolo che è sceso in piazza a bloccare. Ci ha raccontato la storia dei sabotatori, tantissimi sabotatori mandati dai russi per cercare di destabilizzare. Abbiamo incontrato anche il vicepresidente
a Palazzo del Presidente, siamo stati nel Parlamento di Kiev. Tutte cose apparentemente potrebbero sembrare normali, ma per farle c'era una forte difficoltà, c'erano le barricate, c'erano i sacchi di sabbia. Vedere il Parlamento con tutti i sacchi di sabbia in ogni finestra, in ogni porta, vedere era talmente agghiacciante, ci sentivano queste sirene di allarmi. Basti pensare che quando eravamo in Parlamento, che c'era anche Zelensky e il presidente polacco, c'è stato un allarme aereo e ci hanno mandato tutti nel bunker sotto il Parlamento. Comunque, al di là di vivere proprio queste cose, che è difficile raccontarle, difficile raccontare lo stato d'animo in cui ci si trovava in quei momenti, e per me era particolarmente agghiacciante perché pochi mesi prima io andavo a Kiev spesso per incontri comunque diplomatici, ed era assolutamente normale, come la nostra vita d'oggi. Trovarmelo in quelle situazioni lì è come tornare a vedere un film in bianco e nero. La tua vita a colori prima, calda, ti trovi invece tornare indietro in un film in bianco e nero, fatto di fattori comunque, con tutti i negozi chiusi, c'erano case distrutte. Siamo stati difficoltà anche a trovare anche generi alimentari, difficoltà chilometri e chilometri solamente per fare benzina. All'auto c'erano delle forti difficoltà. Le stazioni erano ammassate di gente che viveva comunque nelle metropolitane, sotto nelle metropolitane, passaggi, c'erano scene comunque indescrivibili. Poi siamo stati a Irpin e a Bucha, e a Irpin è stato il primo paese che è stato bombardato. La prima cosa che abbiamo visto, ci hanno portato a vedere, che è stata la prima azione russa. Hanno colpito come simbolo la Casa della Cultura russa, quindi il museo ucraino, scusate, i russi hanno colpito il museo culturale, l'identità culturale ucraina a Irpin. Siamo entrati dentro a vedere, era tutto distrutto. Abbiamo visto come i russi hanno non bombardato o colpito degli obiettivi sensibili, obiettivi militari. Io non ho visto nessun obiettivo militare colpito, ma ho visto intorno a me solamente obiettivi civili. Ho visto addirittura una scuola con un campo da calcio dove i bambini giocavano con le buche delle bombe, ho anche raccolto dei frammenti di bombe. Ho visto farmacie, ristoranti, condomini. E allora la prima domanda che mi sono posto, ma è una guerra contro chi? Perché sembrava una guerra contro la popolazione, ponti distrutti. Tutti abbiamo ancora nei nostri occhi quell'immagine di quelle centinaia e centinaia di persone ammassate sotto il ponte a Irpin, con queste persone che poi si sono trovate lì per proteggersi. Poi a Bucha, che è un paese sempre lì vicino, siamo stati lì per vedere le prime fosse comuni che sono state scoperte. E lì è stato agghiacciante perché c'erano ancora le fosse, cioè io ho raccolto delle testimonianze direttamente dei familiari che raccontavano. Mi permetto di dirle, ovviamente lì è la disperazione, è sempre difficile fare la cronaca o l'informazione di una guerra in generale, però voi avete riacceso comunque la speranza tutelando i bambini, le donne e anche gli uomini fondamentalmente che volevano e vogliono conservare la loro identità. Le chiedo, siamo quasi, il nostro tempo sta per scadere, ma avremo sicuramente la volontà di rivederci in questo 2023 e le chiedo proprio questo, dal suo osservatorio sarà un anno ancora molto impegnativo? Guardi, la speranza è quella che tutta questa sofferenza, questo dramma possa finire nel più breve tempo possibile. Però non dipende neanche solamente dall'Ucraina o dai soggetti che hanno il conflitto diretto. È una terza guerra mondiale e l'Europa stessa è in guerra. Stiamo subendo anche noi indirettamente tutti gli effetti della guerra, quindi purtroppo è una questione che riguarda più una geopolitica, una questione di geopolitica.
e di bilanciamento, io oserei dire anche di forze militari, la NATO. Quindi è di buon auspicio il fatto che io mi auguro che le diplomazie possano tornare a parlare. Questo è l'auspicio che io faccio. Però per tornare a parlare, io dico, l'Ucraina pretende che prima di tutto l'invasore esca dal proprio territorio. L'Ucraina è stata invasa, quindi questo è il primo punto da chiarire. Quindi una volta che l'invasore è uscito dal proprio territorio, io mi auguro che la diplomazia internazionale possa trovare il giusto. Allora, console Grande, nel ringraziarla ancora per la sua disponibilità, lasciamo al suo lavoro diplomatico, sociale, ma soprattutto culturale. Panorama Sardo continua con i suoi percorsi in questo 2023. Diamo la linea alla regia e ci vediamo prossimamente. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.
itinerari storici e letterari che riguardano la Sardegna, riguardano la donna ed è il campo storico per quel che riguarda la sua attività di Maristella, perché in Commissione Pari Opportunità, consigliera, la Casa Rosa, questo viaggio che avete fatto nel fine d'anno tra Salluri, Iglesias e Oristano, ce lo racconti? Sì. Allora, l'Associazione Culturale La Casa Rosa ha ideato questa rassegna, siamo ormai alla 6ª rassegna, itinerari letterari e storici dell'identità sarda, donne protagoniste del Medioevo sardo, perché quest'anno e anche nel prossimo biennio parleremo di donne del Medioevo. Abbiamo iniziato a Cagliari il 14 di ottobre e proseguiamo adesso con queste iniziative, con questo questo ciclo di incontri dedicati alle donne del Medioevo con il coinvolgimento di numerosi relatori esperti di questa materia, dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari e anche con il supporto di diverse istituzioni. Innanzitutto è un progetto sostenuto dalla legge 7 attraverso l'assessorato al turismo, all'artigianato e al commercio. Per questo parlavo di triennio, perché è un progetto triennale. Abbiamo anche il patrocinio della Commissione Pari Opportunità, che comunque si occupa di donne ed è uno dei nostri partner, ma in particolare tra i partners abbiamo i comuni, quindi il comune di San Luri, il comune di Iglesias, il comune di Oristano, che hanno sposato questa iniziativa, e poi Giulia Giornaliste, che ha un ruolo ben preciso perché ci accompagnerà in questo percorso, in questo triennio, chiamiamolo triennio in qualche modo, con le moderatrici che fanno parte proprio di Giulia Giornaliste. Ma un altro partner molto importante è Itinera Romanica, perché la nostra manifestazione trae anche spunto dal libro che è stato pubblicato dalla Carlo Delfino Editore, Donne protagoniste del Medioevo sardo. È un libro curato dalla professoressa Rossana Martorelli, molto interessante, parla delle regine, di Adelasia di Torres, di Leonora d'Arborea, ma anche di Benedetta di Cagliari, di Elena di Gallura. Sono 4, hanno avuto un ruolo importante nel Medioevo e la raccontiamo attraverso questi incontri, toccando anche gli aspetti legati alle donne minori come alcune badesse. Quindi è un quadro storico molto particolare e in ogni iniziativa coinvolgiamo oltre ai comuni, le associazioni come le Proloco, ma poi anche gli uomini in costumi, figuranti. Infatti oggi siamo ad Iglesias e abbiamo una rappresentanza meravigliosa di donne in costume, sia tipico naturalmente sardo, ma soprattutto i costumi medievali. La manifestazione prevede anche l'esposizione di prodotti dell'artigianato locale, artistico, ma soprattutto la valorizzazione delle eccellenze tipiche del territorio. Quindi se vi tratterrete avrete modo di fare anche alcune riprese su queste esposizioni che sono veramente curate in ogni dettaglio. Il pubblico ha la possibilità quindi di vivere un'esperienza, di introdursi nel contesto medievale attraverso relatori, attraverso musicisti, soprattutto per voce, che si esibiranno con brani dal IX al XV secolo, ma avremo anche l'attrice Marta Proietti Orzella che ci accompagna in tutto questo nostro itinerario, che reciterà alcuni passi tratti sia dal libro Donne protagoniste del Medioevo sardo, ma anche da altri libri importanti come Eleonora di Bianca Pizzorno, di Bellieni. Insomma, è veramente un immergersi nel passato e nella storia. Quello che ci ha colpito in questo vostro percorso da Salluri a Oristano passando per Iglesias
e che avete sempre fatto il tutto esaurito, quindi c'è un grande interesse per questi temi. Sì, c'è un grande interesse, anche stasera addirittura il pubblico è arrivato mezz'ora prima, mentre stavamo ancora facendo le prove, ma questo ci fa piacere perché c'è un grande interesse veramente per queste tematiche, per questo ruolo della donna e quindi questo per noi è una grande soddisfazione. Maristella, noi ci conosciamo da tanti anni, però ti voglio fare una provocazione che va al di là della parte intellettuale. Abbiamo scoperto che la donna sarda, soprattutto quella che vive nella città metropolitana di Cagliari, è il primo posto assoluto in Italia per la pratica sportiva. Sì, certo, forse parlare di questo in un contesto storico mi viene un po' in salita, però è donna protagonista. È donna protagonista del Medioevo, ma protagonista anche dei giorni nostri. E aggiungo che Giulia Giornaliste ha proprio in questo contesto anche un ruolo particolare. Giulia Giornaliste ha parlato di donne dei nostri tempi, ha parlato della condizione delle donne durante la pandemia e oggi promuoviamo anche questo libro. L'assessora Angela Scarpa, che è padrona di casa in questo evento di Iglesias, sicuramente soddisfattissima perché assessore alle politiche sociali ma anche all'inclusione. Sì, all'inclusione e alle pari opportunità. È importantissimo anche attraverso questi eventi come quello di oggi promuovere e riconoscere la storia delle donne che sono nate e cresciute in Sardegna, proprio perché così c'è la riscoperta di quella che è la nostra identità e i cittadini di domani possono essere fieri delle loro origini e promuovere in un'ottica anche storica quelle che sono le pari opportunità. Senza conoscere il valore delle grandi donne che hanno fatto la storia della Sardegna, viene difficile poi promuovere anche dei concetti nuovi come quello delle pari opportunità. E voi avete voluto promuovere uno spettacolo durante le festività a titolo gratuito per la cittadinanza che ha fatto il tutto esaurito. Sì, è stato un regalo per la nostra comunità, per la nostra bellissima Iglesias, che di fatto ha nel cuore proprio la promozione dei diritti per tutti. Io che mi vedo a ricoprire il ruolo di assessore alle politiche sociali e dell'inclusione, anche attraverso queste iniziative promuoviamo la cultura del rispetto e quella che è poi la cultura dell'inclusione sociale attraverso anche la riscoperta del ruolo che ha avuto nella storia e nella nostra città il ruolo della donna. Infatti non per niente sono state invitate a raccontare la storia di Iglesias proprio due grandi appassionati della storia, Celestina Sanna e la dottoressa Daniela Reitino, che sono delle studiose appassionate della nostra storia e della nostra città. Ed eccoci con Luca Faedda, che è vice sindaco di Oristano e anche assessore competente del turismo e della cultura. Questo appuntamento con la Casa Rosa. Beh, un bel appuntamento, è la chiusura di un ciclo che ha visto comunque anche altri comuni, Iglesias e San Luri. Chiudiamo oggi a Oristano, chiudiamo il 2022 in bellezza, raccontando storie di donne, storia del Medioevo e raccontando qua a Oristano proprio nello specifico la storia di Eleonora d'Arborea, che insomma la nostra giudicessa, che per noi rappresenta comunque un grandissimo tesoro, è conosciuta da tutti, ma di fatto davvero è proprio il nostro nucleo centrale e culturale che racconta la nostra storia medievale, ma soprattutto racconta la storia del nostro giudicato. Faccio anche a lei l'osservazione che ho fatto con la collega di Iglesias, la dottoressa Scarpa. C'è grande attenzione da parte del pubblico per questo tipo di interventi culturali. Sì, c'è sempre tanto interesse. Ogni volta che si parla comunque di Medioevo, si parla di giudicati, il pubblico è numeroso e il pubblico è attivo, che forse è la cosa più importante, perché quando senti la partecipazione vuol dire che è un argomento di interesse che sembra passato, però effettivamente è tanto attuale, e questo ci fa piacere francamente.
Le donne nel Medioevo è una sfida quella di parlare di donne nel Medioevo. Già Medioevo è un problema. Ma non è un problema assolutamente, anzi se no non sarei qua se fosse un problema. Parlare di donne, se ne è parlato tantissimo delle donne nel Medioevo, soprattutto per quanto riguarda la parte del pieno Medioevo e del tardo Medioevo. Ci sono più documenti, c'è più da dire e compaiono tanti personaggi femminili, sempre un po' o spesso un po' come comprimarie, diciamo, della scena politica, istituzionale, però ci sono e sono stati oggetto della giusta attenzione. Meno per l'Alto Medioevo, non abbiamo documenti, però non sono solo le notizie storiche delle fonti scritte a essere importanti, quanto analizzare dove vivevano queste donne, cosa facevano, qual era il loro ruolo in una società complessa dove ciascuno aveva il suo ruolo. E quindi ecco, forse questa è una nuova prospettiva della ricerca delle donne nel Medioevo, analizzare quelle che erano le loro posizioni, il loro ruolo veramente nella società del tempo, e questo possiamo farlo attraverso le fonti scritte, ma laddove mancano, o per integrare le fonti scritte attraverso le fonti materiali, per ricostruire questi paesaggi del Medioevo che sono fatti di donne, perché altrimenti non si sarebbe fatto niente. È un'idea lontana, firmata Roberto Coroneo, che gli amici legati al mondo del romanico hanno portato avanti, un ciclo di conferenze curate da Rossana Martorelli e poi un libro. E poi ancora gli incontri nel territorio. Si può fare cultura nei luoghi del Medioevo? Assolutamente sì, non si può, si deve fare cultura in luoghi del Medioevo, perché in modo particolare le chiese romaniche che sono presenti nei paesaggi urbani e rurali della Sardegna sono l'unica testimonianza rimasta di quel periodo straordinario. Roberto Coroneo ne fu l'ispiratore 15 anni fa, tanti amici, tante persone interessate hanno portato avanti questa idea col comune di Santa Giusta allora, poi con l'associazione Amici del Romanico, oggi 87 comuni sardi attraverso la fondazione Sardegna Isole del Romanico, quindi il Medioevo nascosto da una coltre bianca per tanto tempo si rispolvera, si risveglia e si presenta così ai sardi e ai tanti appassionati di questo Medioevo. Una sfida per fare economia della cultura. Assolutamente sì, la cultura oggi non solo per la Sardegna ma anche per la Sardegna è un volano di nuova economia legata a questo flusso di turismo culturale che sempre di più gira il mondo alla ricerca di nuove culture, di nuove storie, di nuove scoperte. Ecco, in questa fase si sta scoprendo questo grande patrimonio del romanico in Sardegna, costituito da oltre 150 chiese arrivati a noi appunto dai primi del Medioevo e anche dall'età bizantina. Le donne nel Medioevo, ma il senso di giustizia è cambiato nel tempo. Giustizia o buonsenso, ragione, c'è ancora molto da fare, molto da scrivere. Sì, c'è tanto. Allora, intanto devo dire che il senso della giustizia è sicuramente cambiato nel tempo, perché il concetto di giustizia si adatta al tempo e muta nel tempo, dipende dalle sensibilità, dalla cultura, l'evoluzione storica. È impossibile fare una comparazione tra la giustizia oggi e la giustizia ai tempi di Eleonora. Sicuramente stiamo parlando di due epoche diverse, di due sensibilità, assolutamente, sì. Su cosa si sta ancora lavorando e su cosa dobbiamo non poter trascurare? Cosa deve essere messo in cima alla nostra agenda? Allora, c'è moltissimo ancora da fare in tutti gli ambiti, perché i temi poi che Eleonora tocca nel suo bellissimo codice sono tantissimi. Credo che comunque se è veramente difficile dare una definizione di giustizia, di senso della giustizia, proprio per
per quello che ti ho detto, cioè per il fatto che comunque questa concezione si adatta ai tempi. Sicuramente un punto di riferimento che non manca mai, non deve mai mancare in tutte le epoche è il rispetto della persona, è il rispetto dei diritti, l'osservanza dei diritti, e quindi diciamo che è un concetto di giustizia collegato a quello di equità, di uguaglianza, è appunto è un concetto collegato alla giustizia sociale, a mio parere, quindi è sicuramente strettamente collegato proprio alla persona, al rispetto della persona in generale. Semper Virgo, Felix celi porta. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Proviamo a sottolineare gli avvenimenti che ci faranno ricordare il 2022 come l'anno della resilienza e della coraggiosa ripresa dopo la pandemia. Il dato più significativo riguarda il mercato delle vacanze, che ha fatto registrare oltre 14 milioni di presenze da maggio a ottobre. È stato anche l'anno del ritorno a Cagliari della regia di comando della sanità, con la trasformazione da ATS, azienda unica per la tutela della salute, ad ARES, l'azienda regionale con competenza suddivisa in ambito territoriale tra le 8 nuove realtà sanitarie locali. In primavera si inizia a parlare della necessità di un rimpasto in giunta ed il presidente Solinas avvia il sondaggio sugli umori degli alleati, ma rimanda ogni decisione perché Giorgio Oppi, padre e padrone della politica regionale, è ricoverato ed è per il governatore un interlocutore troppo importante per procedere senza un suo accordo. Nel frattempo cade il governo Draghi ed è tempo di elezioni. All'inizio dell'autunno, dopo l'uscita di scena di Oppi che deve arrendersi ad un male che non gli lascia speranze, dopo le dimissioni dell'assessore dei trasporti Todde e l'elezione a Montecitorio di quello dell'ambiente Lampis, si concretizza l'estenuante percorso verso la definizione di un esecutivo capace di raggiungere il traguardo naturale della 16ª legislatura regionale. La goccia che fa traboccare il vaso è l'addio della vicepresidente e assessora del lavoro Alessandra Zedda, che mette a rischio il futuro dello stesso Solinas. A fine novembre la fumata bianca. Nasce il nuovo esecutivo con molte novità, qualche avvicendamento e qualche mugugno, su tutti quelli di Gabriela Murgia e Mario Niedu, responsabili dell'agricoltura e della sanità. Nella nuova squadra c'è spazio per i giovani come Porco e Sarrizzu, per l'esperienza della Lai e della Farris, per la competenza dell'ex senatore Doria e per la distensione in casa Quattro Mori con l'attribuzione della delega dei trasporti ad Antonio Moro. Il 2022 sarà anche ricordato come l'anno della ripresa dell'occupazione, con un incoraggiante più 3,8%, il miglior dato dal 2019 pre-pandemia. E sarà ricordata anche come l'anno della vergogna per l'avventurosa gestione della continuità territoriale. In estate meno 40% di passeggeri trasportati, in inverno addirittura Alghero fuori gioco nel nuovo bando. In una giornata che è di festa, credo, per tutto lo sport sardo. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il professor Farnè, consigliere del CDA di Sport e Salute, il dottor Diego Nepi, direttore generale di Sport e Salute, il dottor Binaghi, presidente della Federazione Italiana del Tennis, il dottor Di Napoli, presidente della Federazione del Tennis Tavolo Nazionale, il dottor Luigi Carraro, presidente della Federazione Mondiale del Padel, il dottor Bruno Perra, presidente del CONI regionale, il dottor Simone Carruccio, commissario paralimpico, e il dottor Eliseo Secci, presidente regionale della pallavolo. Bene, dicevo una giornata di festa per tutto lo sport sardo, perché presentiamo un momento di collaborazione, di leale e proficua collaborazione non solo tra istituzioni politiche di governo, ma tra istituzioni e mondo dello sport nel suo complesso. Dopo il caso Alghero, storica città turistica che si è sentita tagliata fuori dalla nuova continuità territoriale, il malumore si è riacceso per l'inatteso vertice di ieri a Villa Devoto, dove è stata annunciata la realizzazione con i fondi del PNRR della più grande struttura coperta per l'attività sportiva, di spettacolo e congressuale dell'isola. Un palasport da 25 milioni di euro e 8.000 posti che sarà inaugurato all'inizio del 2026 con vista mozzafiato sul Golfo di Cagliari. Adesso si parte davvero con un'idea chiara,
sostenibile, legata al territorio, legata allo sport e legata ai giovani. Non parliamo dell'inclusività perché questo ormai è un obbligo che tutti ci portiamo appresso. Qual è il parere del Ministro legato a un'opera come questa che sorgerà a Cagliari obbligatoriamente entro il 2026? È un contributo alla qualità della vita della città, un esempio e per il modo con il quale si sta portando avanti questo progetto e per i suoi contenuti per tante altre parti dell'Italia che hanno bisogno di una modernità sostenibile, un servizio alla collettività che è il frutto di una collaborazione tra le istituzioni che spesso è predicato e poco praticato. Quindi torno a Roma con la consapevolezza di poter rappresentare anche in altre porzioni del territorio nazionale un'esperienza di successo. È vero che siamo ancora ai primi passi e quindi dobbiamo rispettare delle tempistiche, ma siamo tutti molto responsabilizzati. Sarà difficile sottrarci appunto agli impegni che ci siamo assunti oggi. L'auspicio è quello di vedere un cantiere nell'arco di 1 anno e mezzo massimo, e quello già sarà un'ulteriore boccata di ossigeno, e poi la capacità di questa progettualità di servire 365 giorni l'anno l'economia del territorio, che è quello che dovrebbero capire un po' tutte le amministrazioni, anche se alcune si stanno allineando. Questo non sarà soltanto una meravigliosa infrastruttura sportiva, soprattutto sarà sostenibile, come ha detto lei, ma intelligente dal punto di vista tecnologico, rispettosa delle persone, rispettosa dell'ambiente, di chi entra per giocare, per partecipare, per lavorare. Secondo me questi qui sono elementi non secondari. Intelligenti i 25 milioni di euro messi sul tavolo per circa 8.000 spettatori in una zona di Cagliari straordinariamente affascinanti appunto anche dal punto di vista ambientale. Spesso si costruivano cattedrali nel deserto e poi era difficile gestirle nel proseguo. Lei adesso c'ha una bella responsabilità, sono 80.000 gli impianti in Italia. Quale sarà il DNA di questa sua missione? Quella di un percorso del quale non vedrò necessariamente l'ultima tappa, quindi sento lo spirito dello staffettista che ha avuto il testimone da chi mi ha preceduto e lo lascerà, spero, avviati tutti i processi di miglioramento, quindi migliorare le infrastrutture esistenti, costruire il meno possibile dove è necessario, fare in modo che le infrastrutture diventino sempre più sicure, abbiano le caratteristiche del palazzetto di Cagliari, quindi intelligenti tecnologicamente, rispettose, educate dal punto di vista ambientale, inclusive da tanti punti di vista, luoghi di socialità che migliorano la qualità della vita dei territori. L'altro obiettivo sarà certamente quello di migliorare l'intensità della presenza dello sport nelle scuole, che per noi sono il futuro presente, e non possiamo pensare di migliorare il futuro senza presidiare comunque le scuole, che sono il luogo dove nasce tutto. Lo sport è troppo assente dalle scuole, e quindi attraverso lo sport a scuola, ma già ci siamo visti ieri proprio con il ministro Valditara, sviluppare un progetto decennale che abbia come manifesto i giochi della gioventù, perché ci responsabilizzeranno proprio sul versante del miglioramento dei luoghi, miglioramento del programma didattico, miglioramento della qualità dei docenti e aumento dei bambini e delle bambine che fanno sport. Qualcuno potrà dire ambizioso, sì, bisogna essere ambiziosi nel senso sano del termine, non dal punto di vista personalistico, diciamo così, è il senso del dovere, perché sennò non ha senso svolgere questo ruolo. A seguire magari un concerto dei Coldplay fra 5 anni in questa struttura, magari vedere Djokovic o Belasteghin, il grande giocatore di padel. Lei come se lo immagina fra 5 anni questa struttura, in questa città, da cittadino italiano? Me l'auguro, come dire, viva. Deve essere un'antenna trasmittente di messaggi positivi, un'opzione, una possibilità di arricchire il calendario delle opportunità della città. E la cosa meravigliosa è che vivrà 12 mesi l'anno, tutti i giorni, e credo che questo sia un fattore economico e sociale non secondario, perché oltre al tema sportivo ci sarà il tema artistico-culturale, quindi musica, teatro, perché no, convegnistica, e mi auguro che attorno, sempre in quel perimetro di città che si sta trasformando, che si sta modernizzando, umanizzando, rigenerando, anche altri elementi di carattere sportivo e non solo possano prendere una nuova vita, perché sarebbe un altro segnale straordinario di questa capacità della Regione come istituzione, ma del Comune di Cagliari ancora di più come istituzione di prossimità, di riuscire a coniugare tutto il senso della tradizione identitaria
tutto il senso del rispetto per la generosità che ha avuto l'ambiente nei confronti di chi ci vive, di chi ci viene, con appunto la modernità dei luoghi, e questo anche questa mattinata l'ha dimostrato. Ma lei sta pensando anche allo stadio che potrebbe ospitare il Cagliari Calcio in vista degli europei del 2032? Mi auguro che sia un'opzione non negoziabile, o meglio, negoziabile perché ci devono essere delle precondizioni, ma mi auguro che alla fine, nell'arco peraltro non di un tempo lungo, no, dei prossimi 2 mesi, si trovi un equilibrio, una soluzione definitiva, perché il temporaneo, che peraltro è stato fatto in tempi brevissimi con una qualità eccellente, rimanga tale e non entri nei retropensieri della definitività, diciamo così, che è un rischio che si corre, e perché il vecchio Sant'Elia abbia un suo epilogo. Lo spirito del Sant'Elia rimarrà sempre presente, ma un nuovo stadio è troppo bello immaginarlo per non realizzarlo. E lei è fiducioso a questa ambizione un po' coraggiosa del Ministro, come la vede? È una data assolutamente significativa, perché rappresenta prima di tutto una best practice in termini di collaborazione leale tra istituzioni non solo governative e politiche, ma tra queste e l'intero mondo dello sport. Diciamo che è un patto tra lo sport e la politica per realizzare una casa importante per la città di Cagliari e per l'intera Sardegna, che attendeva da decenni un palazzetto degno di questo nome, che abbia non solo la sostenibilità ambientale ed energetica, l'accessibilità, ma che sia anche un'icona architettonica, e cioè un simbolo nuovo che si integra nel paesaggio della città in maniera armonica e consenta di essere vissuto 365 giorni l'anno, sia per lo sviluppo degli sport che si potranno svolgere al suo interno, sia per le grandi manifestazioni di carattere sportivo e non solo che lo potranno animare. La grande certezza sono i tempi. Entro il 31 marzo si dovrà andare in gara del prossimo anno, e per garantire questa speditezza dell'azione amministrativa abbiamo scelto una formula molto importante che lascia tutto in mano pubblica. Sport e Salute, la società in house del Ministero dello Sport, sarà responsabile non solo della fase di progettazione ma anche di appalto e di gestione della struttura, e questo garantisce che, grazie alla competenza sviluppata nel tempo da questa società in house e alla sua natura pubblica, ci sia un rispetto dei tempi. Contiamo non solo di andare in gara entro il 31 marzo del 2023, ma di poter inaugurare il palazzetto prima del 2026. E i tifosi di Sassari cosa dice? Ha accennato anche al Palaserra di Mini, cosa accadrà? Ai tifosi di Sassari avevamo già dato la possibilità di una struttura all'altezza della città con un finanziamento regionale importante che consente di rinnovare, ristrutturare il Palaserra di Mini e renderlo adeguato alla grande vita sportiva della cittadina turritana, all'orgoglio delle sue squadre che militano nei campionati di federazione, e quindi crediamo che ci sia anche un equilibrio corretto a livello regionale tra nord e sud della Sardegna. È impossibile non chiederle del nuovo stadio che ospiterà il Cagliari, insomma, cosa accadrà sempre in questa zona molto bella dal punto di vista paesaggistico? La squadra del Cagliari Calcio, la città di Cagliari, ma credo l'intera Sardegna, che nel Cagliari vede una bandiera a livello nazionale e internazionale, meritano uno stadio nuovo. E quello che posso garantire è che la Regione farà tutto ciò che è nelle sue competenze e possibilità per regalare ai sardi questa infrastruttura nel più breve tempo possibile. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che
che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E ci avviamo in chiusura di questo primo appuntamento del 2023, lo facciamo parlando di turismo, lo facciamo con un esperto, Davide Collu, che è Confindustria Turismo, ideatore di una Sardegna che poteva crescere, parliamo di 25 anni fa, grazie ai voli low cost, e oggi spettatore di una Sardegna che forse nell'anno che è appena trascorso, nel 2022, ha battuto tutti i record di arrivi e di partenze. Sì, limitatamente al periodo estivo è un ragionamento che ci sta tutto. Il rammarico al quale ti riferivi è quello di che cosa sarebbe potuto succedere con una connettività migliore, con una logistica maggiormente coerente con l'obiettivo importante che ci dobbiamo dare come destinazione di estendere la fruibilità e quindi l'accessibilità alla nostra destinazione, ma non ci siamo riusciti, anzi paradossalmente il 2022 è andato peggio degli altri anni, quindi salvando il periodo estivo dove l'attrattività della nostra regione è tale che riesce a far dimenticare anche le lacune della logistica, nel resto dell'anno proprio non ci riusciamo e siamo tornati a livelli che forse non vedevamo da 20 anni di una mancanza di connettività. E così purtroppo c'è un bel clima e ce lo godiamo noi e basta. Da solo non basta, ci vuole oggi più che mai ci vuole una logistica coerente con le necessità di mobilità del mercato. Qual è il consiglio? Siamo in un momento in cui con interventi importanti, anche ne abbiamo registrato uno la scorsa settimana di Massimo Deiana, che è un esperto del settore, è stato consigliere di Solinas, assessore di trasporti, è stato responsabile dei trasporti con Pigliaro. Lui dice che a Strasburgo e a Bruxelles ci hanno sempre messo in grandi difficoltà e forse non lo meritavamo. Sì, probabilmente è vero, la materia è molto difficile da dipanare, non è per nulla semplice, regole astruse non aiutano a trovare soluzioni efficaci, immediate, che possiamo percepire con rapidità. Adesso, nel mese di gennaio,
si capirà chi volerà da e per Milano e Roma Fiumicino, con quali tipi di oneri, con quali tipi di frequenze, però questo da solo non basta. Il fatto che le regole siano difficili non può essere ovviamente, quello è il problema, non è la soluzione, quindi identificato quel problema bisogna trovare argomenti e strumenti che siano coerentemente adeguati per la soluzione. Più è difficile, più articolate devono essere le soluzioni che si propongono. Io credo che fondamentalmente ci sia anche una scarsa quantità di denaro che viene dedicata alla mobilità sia dei sardi che di chi intende fruire della nostra isola. Anche solo facendo un banalissimo e semplicissimo benchmark con due isole che sono abbastanza simili a quelle che sono le caratteristiche della Sardegna, cioè Corsica e Baleari, e prendendo anno per anno la quantità di denaro dedicata alla soluzione di questo problema da parte di quelle due isole e dividendola per abitante equivalente, quindi escludendo completamente quelli che sono coloro i quali arrivano da fuori, la quantità di denaro che noi impieghiamo è 3-4 volte inferiore di quelle che impiegano Baleari e Corsica. Quindi la prima risposta sta lì. Poi ha ragione Deiana, il fatto che ha una grande esperienza anche dal punto di vista professionale, che le regole sono difficili e quindi probabilmente ci dobbiamo ingegnare in misura maggiore, così come ci sono riusciti gli altri. Mi piace poco immaginare che dobbiamo fare come gli altri, abbiamo una nostra specificità e quindi dobbiamo fare le cose migliori per la nostra isola e per le nostre imprese. Però la quantità di denaro che bisogna mettere a disposizione per garantire una mobilità, oltre che ai sardi, anche al mercato turistico internazionale, deve essere decisamente superiore di quella che è a disposizione, che è stata a disposizione anche negli ultimi 10 anni. Ultimo interrogativo prima di passare al mondo della finanza con Enrico Gaia. 2 anni fa vi siete riuniti, vi siete consorziati, i maggiori conoscitori del mondo del turismo per fare gruppo, per presentarvi insieme sul mercato. Siete ancora insieme o vi siete divisi? No, divisi no, probabilmente non siamo neanche mai stati molto insieme, nel senso stiamo insieme nella misura in cui ci sono cose da fare assieme. Allora io credo poco alla questione che per forza di cosa sia necessario fare sistema. Le imprese fanno sistema nella misura in cui hanno convenienze coincidenti, dopodiché non è prettamente necessario, o meglio quello non diventa valore aggiunto se il nostro insieme non è richiesto dal mercato e dagli utenti. Quando c'è necessità siamo rapidissimi a fare sistema e a metterci assieme e a far funzionare le cose in maniera coerente con quelle che sono le necessità dei bacini di utenza. Con un altro big del mondo economico regionale, Enrico Gaia, che è presidente da tanti anni di Garanzia Etica, già Sardafidi, un tempo consorzio di Garanzia Fidi esclusivamente della piccola e media industria, oggi consorzio di Garanzia Fidi di tutta l'economia regionale, è corretto? Sì, di tutta l'economia regionale, ma anche abbiamo assistiamo anche le aziende nazionali, quindi siamo presenti in tante regioni d'Italia e vediamo anche la differenza tra regioni e regioni. Come è nata l'idea di Garanzia Etica e questo passaggio di testimone da una realtà esclusivamente regionale? Beh, ormai dopo che siamo iscritti alle consorzi Fidi vigilati Banca d'Italia, era necessario fare un salto di qualità e cercare di affacciarsi al panorama italiano, sia per vedere economia di scala, sia per accompagnare le nostre aziende in territorio nazionale e poi anche all'estero. Com'è stato questo 2022 che ci ha lasciato da pochi giorni? È stato un anno difficile, iniziato ancora in periodo Covid,
Poi almeno dal livello di garanzia ha continuato con le garanzie nazionali, quindi Sardafidi Garanzia Etica ha assistito nelle nostre aziende sia con la propria garanzia sia accompagnandole con la garanzia nazionale. Il fatto che sono state ancora prorogate per un altro semestre permette alle aziende ancora di respirare. Sarà importante strutturarle, assisterle e accompagnarle dopo quando finirà la garanzia nazionale, la garanzia gratuita. Abbiamo avuto una crescita economica, un rimbalzo che era previsto, qualcuno dice inferiore alle attese, ma si dice che quest'anno, il nuovo, sarà un anno molto difficile. Sì, l'abbiamo visto in fine anno, quando dopo il piccolo rimbalzo che c'è stato in borsa, alla fine dell'anno si è compresso, quindi ci sono già le avvisaglie con gli aumenti sia in America che della BCE, gli aumenti del tasso, e quindi sarà difficile per le imprese. Il tasso è cresciuto tantissimo e continuerà almeno nel primo semestre a crescere, e quando finirà la garanzia statale ci sarà grande difficoltà per le imprese all'accesso al credito. Quindi è importante che le nostre aziende, le aziende italiane, si strutturino per essere pronte quando con un aumento di tasso ci sarà una stretta del credito. Cambieranno molte cose anche in comparti dell'economia come quello dell'edilizia, che hanno avuto un effetto di trascinamento per tutto il resto, soprattutto grazie al super bonus 110%. Non ci sarà più, sarà un super bonus più ridotto, con limiti sull'ISEE di chi ha una casa singola. C'è preoccupazione per questo ridimensionamento del settore delle costruzioni? Moltissimo, sia perché le costruzioni hanno trainato tutti gli altri comparti, hanno fatto aumentare il PIL, unito anche alle varie sovvenzioni e aiuti di Stato, e quindi già il primo problema sarà questo, una riduzione del PIL. Secondo, fondamentale, è che ci sono tantissimi crediti ancora in pancia delle nostre aziende. E questo è un problema che bisognerà sicuramente affrontare, perché sennò molte di queste sono destinate ad avere grandissimi problemi. E poi bisognerà ridimensionare un sistema adesso abbastanza, direi, drogato, abbastanza alterato, diciamo, da questo bonus, perché il bonus sarà destinato prima a essere ridotto e poi a non esserci più. Quindi fondamentalmente bisognerà intervenire per quanto riguarda il supporto alle aziende che sono ancora piene di crediti nel proprio bilancio e non riescono a cederli perché le banche ormai non li riprendono più. Il governo ha stabilito un'ulteriore cessione alle banche, speriamo che le banche riprendano ad accettare i crediti, almeno le aziende più a posto con la propria documentazione, perché sennò le aziende hanno grandissima difficoltà a cederlo. Fino a che punto un'azienda che ha necessità di maggior credito deve farsi accompagnare dal consorzio? Beh, fino a che punto non lo so, sicuramente non diamo più solo garanzia, ma bensì assistiamo le nostre aziende, quindi oltre alla garanzia le nostre aziende hanno un supporto molto importante nell'assistenza e nella consulenza. In un momento di difficoltà, in un momento dove l'incertezza è all'orizzonte, secondo me una assicurazione di una consulenza professionale è garantita alla sua motivazione. Molte aziende si trovano ancora non pronte a un panorama che varierà dal fatto che non ci saranno più gli aiuti, che il credito del 110 avrà grandi difficoltà ad essere incassato, e quindi è importante che si facciano assistere da noi o altri consorzi, altre strutture, ma sicuramente di grande professionalità. Qual è il consiglio che lei dà all'imprenditore in vista di un anno che, abbiamo detto, si presenta particolarmente difficile? Il consiglio è quello di vedere benissimo come chiuderanno questi bilanci del 2022, perché saranno importantissimi poi per l'accesso del credito. Il consiglio è quello di esaminare bene la propria programmazione finanziaria, visto che il tasso crescerà, ci sarà difficoltà all'accesso al credito. Il consiglio sarà quello di avere un po' di ottimismo, perché ci saranno tante possibilità per le nostre aziende, qualora però si strutturino in maniera professionale e puntino un po' anche all'export e a avere nuovi mercati.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E siamo in chiusura di questo primo appuntamento con Panorama Sardo. Ormai siamo arrivati al 9° anno e abbiamo aperto negli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, con un report. Valutavamo una lettera inviata al Presidente della Regione che era a tutela delle aziende energivore, e partiamo in chiusura proprio da questo tema negli uffici della Pellegrini insieme a Maurizio De Pascale. Sicuramente quello dell'energia, del costo dell'energia, dei problemi delle aziende energivore e anche quello di Confindustria. Sì, certamente, ancora una volta innanzitutto voglio fare gli auguri a tutti quanti i telespettatori e soprattutto a Tele Sardegna, che pur giovane ha dimostrato di veramente essere al passo ed essere soprattutto attenta ai problemi della nostra terra. Presidente, proprio un anno fa, esattamente un anno fa, Tele Sardegna debuttava come televisione regionale dopo essere stata provinciale dal 1978 in questi uffici. Sì, esatto, ricordo molto bene, era stato un battesimo ed era stato anche per me un'emozione, posso dire, perché il ruolo e l'importanza dell'informazione nel nostro mondo, soprattutto in un mondo sardo che continua a vivere grandi problemi, è uno degli asset fondamentali. Tra i grandi problemi di cui si parlava, certamente quello dell'energia è a tutt'oggi irrisolto. Le vicende che si sono alternate, vuoi per la crisi pandemica prima, ma soprattutto per
la crisi bellica, la guerra in Europa, il prezzo del gas che è schizzato alle stelle, sicuramente una componente di speculazione molto importante nel mondo dell'energia ha fatto sì che regioni deboli come la Sardegna ne soffrissero in misura particolare. E in misura particolare soprattutto perché purtroppo ancora le fonti di approvvigionamento energetico della Sardegna non sono quel complesso di fonti che noi auspichiamo. Non abbiamo il gas naturale e non sappiamo ancora se e quando arriverà, e purtroppo le ultime notizie, ivi compresa la lettera di recente spedita da ARERA alla SNAM per una rivisitazione del piano energetico della Sardegna, con soprattutto una rivalutazione dei consumi al ribasso, ci fa immaginare che quel piano che prevedeva 2 navi rigasificatorie, una nel nord Sardegna e una nel sud Sardegna, visto che è considerato la necessità di rigasificatori in Italia e le sedi immediatamente disponibili di Piombino e di Ravenna, ci fanno immaginare che purtroppo ancora una volta la Sardegna passerà in seconda linea. Questo è per le aziende energivore sicuramente un grandissimo problema, ma è per tutta la cittadinanza sarda, per tutte le piccole e medie aziende sarde. Noi avremo una soluzione, noi avremo una ricetta. Vediamo. Sappiamo benissimo che la cosiddetta dorsale ormai ha tutte le approvazioni nazionali, sia quella sud ma anche quella nord. È evidente che in questo momento, ma io credo anche per i prossimi anni, l'ipotesi di 2 rigasificatori a Porto Torres e a Porto Scuso debba essere abbandonata, ma è entrato in funzione il rigasificatore di Oristano. Sappiamo molto bene anche che altre 2 grandi società hanno presentato i progetti per altri 2 rigasificatori a Oristano. È baricentrico rispetto alla nostra regione, il bacino di Oristano, il porto industriale di Oristano si è dimostrato assolutamente capace di muovere questi quantitativi, per cui con altri 2 rigasificatori e 2 collettori, uno verso il sud Sardegna, l'altro verso il nord Sardegna, che consentirebbero fra l'altro di equilibrare bene la rete sarda, sicuramente potremo risolvere nel giro massimo di 2 anni, 2 anni e mezzo, il problema del gas naturale. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, servono le rinnovabili, ma le rinnovabili stanno incontrando grandissime resistenze da parte delle comunità locali. Vuoi per alcuni problemi relativi all'eolico onshore, vuoi per molti problemi relativi all'eolico offshore. I pannelli fotovoltaici faranno il loro ruolo, ma è evidente che non possiamo tappezzare la Sardegna di pannelli fotovoltaici. Allora qual è la soluzione? Certamente alcuni campi eolici sono necessari per le grandi potenze, ma è assolutamente necessario che questi vengano accompagnati da delle compensazioni in maniera tale che i territori interessati abbiano un effettivo beneficio di queste installazioni. Esiste un modello? Sì, esiste un modello che è quello della Basilicata. Oggi la Basilicata ha, per quanto attiene l'approvvigionamento energetico, devo ancora verificare, ma se non ricordo male, il costo dell'energia da gas assolutamente gratuito per gli abitanti e per le aziende che lo utilizzano, e il costo dell'energia elettrica abbattuto di tutti gli oneri di sistema. Ecco, questo è un modello a cui noi dobbiamo tendere ed è quello che cercheremo di proporre al governo regionale. Cosa ne pensa Confindustria delle comunità energetiche? E questo è l'altro grande tema, grazie per averlo ricordato. Le comunità energetiche sono assolutamente necessarie, stanno prendendo piede. Noi siamo assolutamente favorevoli, soprattutto adesso che le comunità energetiche saranno portate fino alla potenza installata di 1 mega. E in maniera particolare le comunità energetiche saranno fondamentali per il rilancio dei consorzi industriali. Realizzare più comunità energetiche all'interno dei consorzi industriali consentirà insieme
a quei consorzi che hanno ceduto le aree alla ZES, veramente di fare ripartire le attività produttive in quelle zone. Abbiamo parlato delle comunità energetiche, abbiamo parlato del gas, parliamo adesso dei mega accumulatori per conservare la materia prima. Sì, la Sardegna da questo punto di vista sarà un po' una regione pilota. Terna ha investito e investirà ancora parecchie risorse per la ricerca e lo sviluppo delle grandi batterie di accumulo, soprattutto nella centrale di Codrongianos. All'inizio, diciamo, entro il primo semestre del prossimo anno entreranno in funzione i primi accumulatori. Questi, insieme al grande progetto del Tyrrhenian Link e del Sacco I3, consentiranno effettivamente di aiutare sicuramente la Sardegna, ma soprattutto di fare della Sardegna un hub energetico, che non è neanche uno sproposito o qualcosa da rifiutare, perché obiettivamente le caratteristiche geografiche della Sardegna fanno sì che possiamo diventare dei grandi esportatori di energia. Ritorniamo al tema che naturalmente occorrono delle compensazioni, perché tutto questo nei confronti del territorio della Sardegna ha un costo e questo costo deve essere opportunamente ripagato. Parliamo della prima industria della Sardegna, che è quella che è legata al settore delle costruzioni. È stato un anno boom, il 2022, ma adesso il super bonus 110% non ci sarà più, ci sarà il 90%, sarà legato non più alle unità familiari che hanno fatto progettualità da record, ma sarà legato ai grandi comprensori e a chi ha un reddito al di sotto, come ISE, dei 15.000 euro. Cambieranno molte cose. Sì, cambieranno molte cose, però guardi, osservandolo in maniera oggettiva e acritica, riscontriamo che il 110% aveva degli errori di base che hanno provocato delle storture, perché innanzitutto non si è mai messo a confronto l'interesse di chi commissiona il lavoro e di chi esegue il lavoro, perché intanto c'è un terzo che paga. Dal punto di vista questo della concorrenza e competitività del mercato sicuramente è stato un fatto negativo, quindi io vedo che tutto sommato, ecco, anche ridurlo al 90%, quindi con un contributo modesto da parte dei condomini, che comunque ne hanno un grande beneficio. Io addirittura porterei il miglioramento delle classi energetiche. Lei sa che oggi ci sono 2 classi energetiche da scalare per poter usufruire dell'intervento del 110. Ecco, addirittura lo porterei a 3 classi energetiche da scalare, così quello che lo Stato spende per queste ristrutturazioni sicuramente lo guadagna poi in un minor consumo energetico. Il settore dell'edilizia ha beneficiato certamente di questi provvedimenti. Io credo che in misura minore continuerà a beneficiarne. La differenza dovrebbe essere ampiamente colmata dai progetti del PNRR che necessariamente col 2023 dovranno partire. Sotto questo aspetto riscontriamo un ritardo da parte soprattutto delle amministrazioni, dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni che hanno difficoltà dal punto di vista progettuale. E in questo caso dobbiamo sottolineare il fatto che si sta pensando di sburocratizzare il settore e il mondo di Confindustria l'aveva sempre richiesto. Sì, questo della semplificazione è sicuramente uno dei grandi temi italiani. In particolare nel nostro settore ormai i dati che dicono che per lavori sopra i 20 milioni ci vogliono 15 anni per poter varare un progetto. Ed è evidente che con la velocità con la quale oggi le cose accadono nel mondo, lo vediamo in tutti i settori, 15 anni sono un tempo assolutamente inaccettabile. Normalmente le necessità e le esigenze di un progetto cambiano nel giro non di 15 anni ma di 5 anni, quindi
Questo è un aspetto, è un passaggio fondamentale. Così come, ma di questo ne stiamo parlando con voi da troppi anni, ancora oggi l'assenza di una legge di governo del territorio, di una legge urbanistica per la Sardegna è un fatto che deve essere, si deve porre rimedio. Non è pensabile, non è immaginabile che oggi la Regione Sarda non sia dotata di uno strumento fondamentale come un piano urbanistico. E su questo tema sono caduti molti assessori all'urbanistica e anche qualche presidente regionale. Conclusioni: nel 2022 Maurizio De Pascale è entrato nel mondo dell'editoria. Adesso per il 2023 ha un progetto di rientro del suo quotidiano con altri soci, con un gruppo che è quello SAE, anche nell'area di Cagliari. Ma sì, noi immaginiamo che non si possa fare un'informazione parziale, cioè offrire la possibilità a tutti i sardi di punti di vista anche differenti, sia dal punto di vista della politica, ma soprattutto dal punto di vista della vita sociale, sia necessario, e per far questo non si può tralasciare un'area fondamentale come l'area metropolitana di Cagliari, per cui noi immaginiamo che con i primi mesi dell'anno prossimo ci sarà un'implementazione della testata su quest'area. I temi sono temi comuni un po' a tutta la Sardegna, il tema dei trasporti sul quale si sta dibattendo ed è un altro dei temi che debbono essere necessariamente risolti, non solo come continuità territoriale da e verso la Sardegna, ma anche all'interno della Sardegna stessa. Ecco, quindi stare vicino un po' a tutti i cittadini sardi, questo credo che sia un dovere per chi vuole fare informazione. Grazie davvero Maurizio De Pascale, buon anno a tutti i nostri telespettatori, buon anno che in molti vedrebbero una conferma di quanto è accaduto nel 2022. Lei firmerebbe? Ma io firmerei per un miglioramento, non mi dispiacerebbe. Ma questo è un sogno, perché Banca Italia e Istat dicono che andremo a regredire. Allora, queste sono le previsioni. Io credo che questa tendenza invece sarà invertita. È evidente che oggi l'inflazione sta frenando i consumi e l'aumento dei tassi di interesse, e io mi auguro che la Christine Lagarde non esordisca più con previsioni pessimiste, comunque l'aumento dei tassi di interesse frena gli investimenti. È chiaro che queste due componenti debbono cessare, perché diversamente andremo verso la stagflazione e verso la recessione. Non possiamo permettercelo, ed è per questo che io sono piuttosto fiducioso che invece già nel 2023 ci sia un'inversione di tendenza. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.